Ad anticipare la ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro la donna, l'amministrazione comunale di San Donà di Piave, in collaborazione con l'Auger e la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Veneto, ha organizzato 2 momenti di sensibilizzazione alla tematica. L'inaugurazione in Corte Leonardo di una panchina rossa, simbolo delle donne vittime di violenza, e un convegno dal titolo Non è un lavoro da donne, disparità di genere e violenza nei luoghi di lavoro. La panchina che va a ricordare le donne che non si siedono più su una panchina perché sono state uccise in un atto di violenza. Quindi è uno strumento anche visivo per continuare a fare memoria di questo dramma che continuiamo a vivere in Italia. Sulla superficie della panchina è stata poi riportata una frase selezionata tramite un contest al quale hanno partecipato 16 classi degli istituti superiori della città. La classe vincitrice è la terza B turistico dell'Istituto Alberti, che ha proposto una frase molto sintetica ma fortemente efficace. E comunque è da apprezzare anche il lavoro fatto da tutte le altre classi, perché abbiamo chiesto che fosse una proposta collettiva e quindi ci fosse un momento in cui riunirsi, ragionare, provare a sintetizzare anche un messaggio da porre da lanciare in questa situazione. Mentre il convegno è nato da un lavoro che abbiamo condiviso con la Commissione Pari Opportunità, con l'Ordine dei Chimici e con la Camera Avvocati, volendo mettere l'attenzione sulla violenza che avviene nel mondo del lavoro, perché si parla per fortuna molto della violenza tra le mura domestiche, ma troppo poco della violenza nel mondo del lavoro, che è una violenza conclamata in alcuni casi, si arriva addirittura a stupri sul luogo del lavoro, oppure una violenza molto sottile che è quella che dice questo mestiere è da maschi, questo mestiere è da femmine, innescando un meccanismo di debolezza psicologica per cui sembra che alcune professioni non siano accessibili o non siano adatte e quindi non sia di buon costume, di buon gusto svolgerle. Vogliamo andare a rompere un po' questi stereotipi proponendo dei percorsi e anche delle azioni virtuose che sono state fatte sul nostro territorio, come sentiremo dai relatori oggi.